Ciao a tutti! Oggi vi porto alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti della Sardegna, il magnifico complesso nuragico di Barumini, un autentico gioiello dell'età del bronzo e patrimonio dell'UNESCO. Questo straordinario sito archeologico si trova nel cuore della Sardegna, precisamente nel comune di Barumini, nel cuore della Marmilla, nella provincia del Sud Sardegna, a circa 60 km da Cagliari. La sua posizione strategica su un altopiano naturale non è casuale, permetteva di controllare una vasta area della pianura circostante. Il complesso nuragico, conosciuto anche come Su Nuraxi, fu costruito in diverse fasi, a partire dal XVI secolo a.C., con il nucleo originario che risale al 1500 a.C. La struttura principale si sviluppò poi fino al IX secolo a.C., testimoniando una presenza umana continua per oltre 1000 anni. La loro costruzione in Sardegna avviene principalmente tra il bronzo medio e il bronzo recente, con funzione strettamente militare. Molto simili ai castelli medievali, pur essendo più antichi di quasi 3000 anni, servivano infatti per difendere il territorio circostante. Successivamente verranno riadattati e riutilizzati fino all'età del ferro e talvolta saranno impiegati anche dalle popolazioni che subentreranno a quella nuragica. Il termine nuraghe significa mucchio di pietre e cavità, che va a indicare un tipo di architettura militare con mura turrite. Le dimensioni di questo complesso sono davvero impressionanti. La torre centrale, alta originariamente circa 19 metri, è circondata da un bastione con 4 torri agli angoli, creando una struttura difensiva imponente. L'intero complesso occupa un'area di circa 7000 metri quadrati, includendo il nuraghe centrale e il villaggio circostante. La costruzione di Su Nuraxi è un vero capolavoro di ingegneria antica. Le pietre, alcune delle quali pesano diverse tonnellate, furono sovrapposte a secco senza l'uso di malta. La tecnica costruttiva prevedeva l'utilizzo di blocchi di basalto accuratamente lavorati e posizionati in file concentriche che si restringono verso l'alto, creando la caratteristica forma tronco-conica. Lo stile architettonico è tipico della civiltà nuragica, con la sua torre centrale a forma di tronco di cono e le 4 torri laterali che formano un bastione quadrilobato. All'interno si sviluppa un sistema complesso di camere sovrapposte, corridoi e scale, testimonianza dell'incredibile abilità costruttiva dei suoi edificatori. Il complesso non era solo una fortezza, era un vero e proprio centro abitato. Il villaggio che si estende attorno al nuraghe comprende circa 50 capanne circolari, organizzate in quartieri separati da vie lastricate. Queste abitazioni testimoniano una società ben organizzata, con spazi dedicati alla vita quotidiana, al lavoro e probabilmente anche al culto. La riscoperta di questo tesoro archeologico si deve all'archeologo Giovanni Lilliu, che condusse gli scavi sistematici dal 1951 al 1956. Le sue ricerche riportarono alla luce l'intero complesso, sepolto da secoli di abbandono e terra, rivelando l'importanza straordinaria del sito per la comprensione della civiltà nuragica. Nel 1997 il complesso nuragico di Barumini ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, confermando il suo valore universale eccezionale. È l'unico sito nuragico ad aver ottenuto questo importante riconoscimento, che ne ha aumentato notevolmente la visibilità internazionale. Oggi Su Nuraxi attira ogni anno circa 100.000 visitatori da tutto il mondo, confermandosi come uno dei siti archeologici più visitati della Sardegna. I turisti rimangono affascinati non solo dalla monumentalità della struttura, ma anche dalla sua perfetta integrazione nel paesaggio circostante e dalla storia millenaria che racconta. Se state programmando una visita in Sardegna, il complesso nuragico di Barumini è una tappa assolutamente imperdibile. Potrete passeggiare tra le antiche pietre, immaginare la vita quotidiana di chi abitava questi luoghi millenni fa e ammirare l'incredibile maestria degli antichi costruttori sardi. Prima di salutarci, vi invito a mettere un like a questo video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti sulla meravigliosa Sardegna e lasciare un commento con le vostre impressioni. Se siete già stati a Barumini, raccontateci la vostra esperienza. Grazie per aver seguito questo viaggio nel tempo alla scoperta di Su Nuraxi. Ci vediamo nel prossimo video. Assi Biri!